Sì. Alessia, lei invece è acclamatissima nei teatri perché sta portando avanti uno spettacolo bellissimo. Sì, diversi, in particolar modo c'è questo spettacolo che ho scritto qualche anno fa, Sciantosamente Scugnizia, che piace veramente a tante persone. Tante critiche positive. Adesso cosa ci fai ascoltare invece? Ma qui siamo di fronte ad un vero capolavoro assoluto di altissima per noi sicuramente musica. oltre a quello, anche calcisticamente di altissima musica. Si dice che Di Giacomo compose i versi di questa canzone mentre Costa era fuori Napoli. Ho capito. Allora Di Giacomo scrive il manoscritto, lo invia a Costa scrivendo in calce: quanto è bella. Il poeta si era innamorato della sua creatura. Costa ricevette la lirica, la musicò e gliela rispedì con le parole: e che sta manca scema, salva tu. Era nata, era De Maggio. Era De Maggio, bellissima. Bella, Ascoltiamoci e bella. con questa canzone auguriamo ai nostri calciatori di fare un campionato alla grande. era De Maggio fu regalarci... accompagnata dalla Rai insieme a tutti i calciatori, da Lina È vero, Sastra, è vero. praticamente con la vittoria dello scudetto, Tantissimi il anni magico 10 maggio 87. Beh, speriamo. E chi si scordi più. Vieni Alessia, vieni. E portaci fortuna, mi raccomando. Poi c'ha gli occhi azzurri, è importante. Fresca era l'aria e tutto lo giardino addurava da rosa scende passa. Era De Maggio, no, non me ne scordo, una canzone cantava matto i voce. Più tempo passa e più non ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva cuore, cuore mio, lontana vai, tu me la sia conta allora, chissà quando tornerai, rispondevi, tornerai, quando tornano le rose, si stuciano, torna a me, pure a me, io sto qua, si stuciano, torna a me, pure a me, sto e so tornata e mo come una volta cantammo insieme la canzone antica. Passa il tempo e l'uomo si vota, ma l'amore vero no non vota mica. Bellezza mia, ma innamorai, si dalle coordinanza la fontana, l'acqua là dentro non si secca mai, è ferita d'amore, no, non si sana. Sana, la sanata, si fosse gioia mia, miezza storia barza amata.
Guarda, Alessia, voglio dirti una cosa, con questa interpretazione hai toccato il cuore di tutti noi, mi ho visto due persone commosse, uno è Gennaro che ha scelto il brano e poi il tuo carissimo papà, è veramente emozionante vederlo lì in lacrime. Io non mi vergogno, mi sono messa a Lo piangere. vedo, ti sei Perché commosso. a parte che ho vissuto quei momenti e poi questa voce bellissima. Lei è molto brava. Mario Mero la diceva Angela Luci con gli occhi azzurri. È vero, è Allora vero. Alessia ce la verrai a cantare a maggio. Se il Napoli dovesse Quando vincere lo vinciamo lo scudetto, scudetto, va bene? Ce lo auguriamo, grazie. Speriamo di morire con un Grazie. altro scudetto, almeno questo. No, è stata brava Molto veramente. bella, complimenti. Brava, Anche Luis Navale. Un fiore, altrimenti come si faceva? Ma che Pure galantuomo. io gliela avrei Gettato dato. un fiore, è stata Io ho un meravigliosa. merito però in questa canzone. A parte, È vero, è gliel'ho vero. chiesta io, ho detto la vuoi cantare? vuoi Se io non cantare? ce l'ho, lei invece l'ha incisa, vero adesso? Sì, poi l'ho incisa nel mio ultimo lavoro discografico che si intitola Napoli canto e muoio per te, ho usato il cognome. Bella, Come brava. facevo io a non invitare una persona, a parte la sensibilità di questa, e poi è una musicista. No, la prossima volta dobbiamo ascoltarla con Deve mandolino, portare il veramente, mandolino, guarda, sì. diventa L'aspetto, poesia. l'aspetto. Io prediligo sempre il canto, però se vi fa piacere Certo. qualcosa. Beh, bello, vabbè, il canto aspetta, ma insieme Ma alla... tu devi accompagnare la tua voce. Brava, la tua voce deve esserci devi usare sempre. questi due strumenti. Anche sia perché a me il mandolino che mi la piace, ma deve essere messa la voce. Farei giusto padre? Sì, mi piacerebbe ricordare, se posso, Come no? un evento che Sì. il 28 agosto sarò a Villa Fiorentino a Sorrento, dove sarò anche come sorpresa, diciamo, premiata con il premio Partenope, Sirena Partenope, grazie alla Fondazione Sorrento, e sarò lì con il mio spettacolo Sciantosamente E ci Scugnizza. rappresenti Bellissimo, bello, dignitosamente. Complimenti. Bello, complimenti. Bello, complimenti. Tra l'altro volevo informarvi, forse non si sa, quasi sicuramente una delle sue canzoni è stata scelta nel film. Ma speriamo. Lunedì io mi vado ad ascoltare tutte le canzoni e tutto il parlato e mi sembra che ci sia anche una scelta Ma che speriamo sta- veramente, così fai parte ancora del di nostro- più di questa grande famiglia fa di parte tifosi del napoletani. nostro film, Grazie questo a tutti. docufilm. Ma infatti parliamone un po', siamo in chiusura, ma due cose ce le vuoi dire intorno a questo film? Si è concluso. Lunedì tutto. chiudiamo le musiche e tutto. Abbiamo solo nel finale dobbiamo mettere una cosa, perché abbiamo incluso una cosa nel finale, che si addice proprio al Ma finale. quando pensi che possa uscire? Noi pensiamo a novembre. A novembre. C'è prima una bellissima conferenza Sì, stampa tutti sicuramente. insieme e poi dopo finalmente godremo la bellezza di tutte queste riprese, no? Ci emozioneremo Sicuramente. sicuramente. Fare concorrenza al Cinepanettoni della Renzi. Secondo me adesso si è messo, sì, Guarda, io adesso è credo messo che in concorrenza. qua non parliamo proprio di film, di cinema, qua parliamo di un docufilm, una storia che va raccontata attraverso me, che diciamo che è sulla mia vita, però va raccontata perché ogni tifoso ha vissuto la mia vita. L'unica cosa forse che io a 8 anni scappai di casa per andare a vedere una partita, forse è quello il passaggio, e per come poi sono diventato Palumella. E poi c'è Maradona che ha illuminato la nostra vita, perché questi sono stati 7 anni di magia. E le